Il termometro della salute democratica di un paese, così il Capo dello Stato definisce la libertà di stampa. Ce lo insegna la guerra in Ucraina, sottolinea Mattarella, che ricorda i cronisti uccisi nel mondo e quelli imprigionati. Prezzo altissimo pagato da testimoni di verità. E proprio la libertà di stampa è al centro del dibattito al Parlamento europeo. Torniamo allora a Strasburgo con Donato Bendicenti. Donato. L'Europa è a fianco di chi cerca la verità, dice il Presidente del Parlamento Roberta Metsola. In mattinata il dibattito per la giornata mondiale della libertà di stampa, focalizzato soprattutto sull'informazione in tempo di guerra e sui rischi degli operatori dei media. Ha lanciato anche la nuova edizione del premio intitolato a Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta maltese uccisa nel 2017, ma intanto a Roma, non lontano dall'ambasciata russa, un sit-in organizzato per la libertà di stampa. Vediamo il servizio di Giuseppe Rizzo. I nomi di chi ha usato le parole per raccontare si è scontrato con la censura più feroce, pagando con la libertà o la vita. Nomi di giornalisti russi,